Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Un incidente mortale si è verificato verso mezzogiorno di oggi sullo svincolo che dal raccordo dell'aeroporto Marco Polo porta in tangenziale a Mestre. Sono rimasti coinvolti un mezzo pesante con targa italiana e una motocicletta guidata da un uomo di 62 anni, originario della Germania ma residente nel Trevigiano. Ad avere la peggio è stato il Centauro che nell'impatto ha perso la vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, giunta sul posto insieme ai sanitari del SUEM 118. Il medico purtroppo ha dovuto constatare il decesso del motociclista. Sono state pesanti le ripercussioni anche sul traffico, in quanto si sono create lunghe code, specialmente in A57 direzione Milano-Venezia, ed è stato necessario chiudere per circa 2 ore e mezzo fino alle 15:10 lo svincolo della A27. E sono ancora 15 pazienti coinvolti nel tragico incidente del pullman a Mestre che attualmente sono ricoverati presso gli ospedali del Veneto. Di questi 9 sono in reparti di terapia intensiva, 5 nei reparti di chirurgia, 1 in pediatria. Per quanto riguarda gli ospedali del Veneziano, a Mestre sono ricoverati 5 pazienti, di cui 1 è ancora in condizioni critiche, 2 in condizioni discrete e 2 in decorso regolare. A Dolo un paziente, come anche a Mirano, entrambi il cui decorso risulta regolare. E nella mattinata di mercoledì 4 ottobre a Noventa di Piave i carabinieri hanno rintracciato un giovane 27enne del luogo già arrestato in flagranza di reato a Sandona di Piave il giorno di Capodanno dai colleghi del nucleo operativo e radiomobile dopo aver messo a segno una rapina, armato di coltello da cucina e camuffato con un passamontagna in danno di una giovane di Musile di Piave. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione per la condanna divenuta definitiva nel mese di marzo a 2 anni e 8 mesi di reclusione, poiché è ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. Dalla condanna è stato detratto il periodo di quasi 3 mesi già trascorso in carcere e agli arresti domiciliari. Il giovane è stato portato nel carcere di Venezia per l'espiazione della pena detentiva residua. E da domani e per i prossimi 5 fine settimana la Polizia Stradale sarà impegnata in tutto il territorio nazionale in una corposa attività preventiva che si concluderà il 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada. In particolare, la Polizia Stradale presidierà le diverse province italiane insieme ai medici della Polizia di Stato, con l'obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione, che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità. La Polizia Stradale guarda con particolare attenzione alle giovani generazioni. Relativamente a queste ultime, un focus ha evidenziato che altra causa di incidentalità è la distrazione. Non a caso, proprio ai giovani sarà dedicata la giornata conclusiva in ciascuna provincia italiana di questa campagna preventiva. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.